Cronaca di una fuga annunciata. Via 6 parlamentari veneti dalla Lega Nord, oggi è ufficiale. Una riflessione lunga e sofferta, quella di Emanuela Munerato, Patrizia Bisinella e Raffaella Bellot, che lasciano il gruppo leghista al Senato. Eccole, immortalate a Roma sullo sfondo. Tosi guarda lontano. Via anche Roberto Caon, Emanuele Prataviera e Matteo Bragantini alla Camera. Per tutti e sei si aprono le porte del gruppo misto. L'espulsione del segretario Tosi, il commissariamento del direttivo nazionale, il disconoscimento delle decisioni venete, tutte decisioni prese da Via Bellerio in modo scorretto e illegittimo, dicono i fuoriusciti, ma ancor più politicamente incomprensibile. Amici che ringrazio, commenta da Verona Tosi, so che per loro non è stato facile. Si va avanti su un percorso politico che è cominciato e continua con coerenza dei nostri ideali, perché gli ideali sono sicuramente sempre quelli. La Lega Nord, sostengono i tosiani, ha abbandonato il suo spirito riformista originario e non ammette più nemmeno dibattito e democrazia al suo interno. Parole come macigni a contorno di una diaspora che ha già spaccato il Consiglio regionale Veneto, scenario stravolto dove oggi i consiglieri leghisti sono 6, 7 con Zaia, tanti quanti i leghisti fuoriusciti, 2 assessori e 4 consiglieri, con l'annuncio odierno di Andrea Bassi. Lascio la Lega per i miei valori, ha spiegato al Ferrofini, lealtà, riconoscenza, amicizia, che restano un faro del mio agire. E chissà se faro qui è parola casuale o scelta apposta per ricordare la fondazione di Tosi. Non ha ancora lasciato la Lega ufficialmente il presidente della provincia di Treviso, ma spiega. Ormai il partito si sta disgregando. Credo che sia stato un gravissimo errore politico e se non si trovano le condizioni per riequilibrare questo gravissimo errore politico, la frattura sarà sempre più ampia ed ingestibile. Di fronte allo sfacelo Salvini reagisce con la consueta indifferenza. Se sono preoccupato, no, auguri, dice, mi salutino, fine Alfano. Se sia o no l'orchestra del Titanic che continua a suonare, lo diranno le votazioni del 31 maggio.